Pur con l'incognita meteorologica, il Consorzio Manzoni anche quest'anno ci ha offerto la 18ª edizione di Miss Sole, alla presenza dell'inossidabile Amorino De Zotti. C'eravamo anche noi. Vediamo il servizio. Se diciamo estate, il collegamento immediato è sole e vacanza. Mettiamoci come location Jesolo, una delle più note località balneari. Mettiamoci anche le numerose belle ragazze ed ecco a voi Miss Sole. Manifestazione che quest'anno compie 18 anni, nata appunto dall'idea di unire bellezza, sole e vacanza in un unico concorso che va a premiare le turiste più abbronzate, trattandosi appunto del titolo di Miss Sole. Sfilata davanti alla giuria, sorrisi ammalianti, ma le ragazze questa volta devono avere quel quid in più, cioè una dorata abbronzatura che consentirà alle prime 4 di partecipare alle selezioni per Miss Alpe Adria in autunno in Friuli Venezia Giulia. Quest'anno Miss Sole compie 18 anni, è diventata maggiorenne questa manifestazione tra l'altro molto importante, manifestazione di cartello che tutti aspettiamo, i nostri turisti l'aspettano perché oramai da anni siamo abituati a fare questa manifestazione e quindi direi che è una delle più grosse dell'estate. Serata organizzata dal Consorzio Manzoni con il patrocinio del comune di Jesolo, che ha visto anche diversi momenti di animazione con cabarettista e un cantante che ha coinvolto pubblico e giuria con il simpaticissimo ballo del canguro. Insegna l'anni canne perché sa come si fa. Il ballo del canguro, il ballo del canguro. Ballo gli amorini, canto sul tamburo. Il ballo del canguro, il ballo del canguro. Col fumo era già rotto dall'intriga del pensiero. Il ballo del canguro, il ballo del canguro. Muovendo con la voce molto sexy, te lo giuro. Il ballo del canguro, il ballo del canguro. Ringrazio prima la buona che ora balla anche tu. Muovi il marsupio, batti le mani, muovi la coda, salta più in alto, di più. Vai, vai, vai. Anche la giuria